Dopo un compleanno dove si è parlato di radicchio, rientriamo alle fiere di Santa Lucia di Piave. Sono in compagnia di Lorenzo Bruniera, che saluto, presidente della latteria di Soligo. Allora, formaggi importanti che tra l'altro possono essere anche l'occasione e l'idea per un regalo di Natale, presidente. Allora, però qui a Santa Lucia di Piave per riaffermare davvero il valore dell'importanza di produrre nel territorio. Beh, diciamo che partendo da distante e partendo che questa è una fiera del 1356, io penso che sostanzialmente che la nostra latteria parte dal 1883, noi stiamo producendo prodotti alimentari per la nostra gente, per il nostro territorio. Credo che sia un orgoglio di avere nel territorio una latteria come la nostra che produce alimentazione, produce benessere, in un momento poi così difficile che abbiamo in questo momento, che si parla di crisi enorme, perché la crisi c'è, non è che non morda le pance della gente, tutte queste varie verifiche, statistiche, 0, una parte che ha ti mette ansia e via dicendo. Io penso che un po' di prodotti, un po' di formaggio nelle nostre cucine, un qualcosa di buono sia qualcosa che serva per mettere di buon umore anche la gente, perché non possiamo soltanto che parlare di problemi, dobbiamo discutere di problemi, dobbiamo risolvere i problemi, ma sediamoci anche a tavola e mangiamo qualcosa di piacevole. Latteria Soligo vuol fare questo. Allora, il buon umore in provincia di Treviso lo mette sicuramente un buon bicchiere di prosecco, ma al prosecco dobbiamo dare qualcosa che ci faccia compagnia, e quindi i formaggi, i prodotti, i marchi di Soligo rispondono a esigenze di qualità, tra l'altro ricordiamo disciplinari ferrati per il latte prodotto in stalla, quindi a tutela del consumatore. Beh, di questo io sono qualcosa che non si può sgarare. Quando noi prendiamo, faccio l'esempio di una DOP, no? O qualità verificata, che è il marchio Regione Veneto, non è che possiamo dire se sì raccontiamo la storiella, perché ormai è già la politica che racconta le storielle. Noi dobbiamo seguire dei disciplinari che sono molto precisi e li dobbiamo rispettare, perché altrimenti è un inganno al consumatore, e su questa è la strada che noi dobbiamo percorrere. E qui dico a tutti gli allevatori, a quelli che trasformano, no, non possono illudere il consumatore. Quando noi stiamo parlando, diciamo, della casatella DOP, no, che è un prodotto nostro trevigiano e che è rotonda, deve essere rotonda, uno non gli può dare qualcosa di quadrato che poi non è più la casatella, è qualcosa di diverso. Ecco, questo è quello che io invito sia i produttori di latte, ma specialmente i trasformatori, di essere molto seri, non si può ingannare il consumatore. Allora, l'identità è importante, Presidente, questi, lo dice bene una vostra pubblicità, sono tesori unici. Beh, diciamo che quando noi stiamo parlando di formaggi stiamo parlando di tradizione, perché la tradizione, anche l'innovazione, perché l'innovazione aiuta a migliorare i prodotti, ma tutto nasce nella tradizione. Se non c'è una tradizione, non c'è un sapere di dietro, non ci sono i nostri grandi casari di un tempo che hanno cominciato a produrre questi prodotti e che noi dobbiamo continuare nel loro sapere, quello che loro sapevano, il loro sapere, e di trasformarli. Poi oggi abbiamo anche la tecnologia che ci può aiutare, ma sempre nella tradizione, perché sono dei maestri. Il governo ha licenziato un provvedimento che parrebbe tutelare finalmente quella che è l'origine dei prodotti con la tracciatura del latte. Voi come la vedete? Ma diciamo che era qualcosa che attendavamo veramente da tanto tempo, che in etichettatura fosse scritto da dove viene il prodotto, chi lo produce, perché non solo trasformato in Italia, ma da dove viene il prodotto e quali sono i componenti. Io credo che sia per la tutela del consumatore. Era un qualcosa di ovvio che l'Unione Europea non voleva portare avanti questo, perché in Europa dice tanto si mette prodotto europeo. No, non è così. Io credo che se un produttore vuole mangiare qualcosa che viene da un territorio, deve trovare quel prodotto del territorio. Io credo che sia un grande passo avanti, su questo dobbiamo ringraziare anche l'organizzazione sindacale, la Coldiretti, che ci ha creduto assieme a noi, si è battagliato
governo ha portato avanti questo, ha presentato, oggi auspichiamo che questo ci possa dare una mano. Il consumatore può scegliere se su un latte italiano o se vuole prendere un qualcosa che costa meno ma viene da altre parti del mondo. Allora, una storia, quella di Latteria di Soligo, che inizia nel 1883, che noi chiaramente ci auguriamo che prosegua, e mancano poche settimane alle festività del Natale, e un augurio ai nostri telespettatori e a tutti quelli che magari vogliono approfittare di questa fiera, ma anche dei vostri prodotti per fare un regalo. Beh, quello che auguro alla gente è la salute, perché è la prima cosa che ne abbiamo bisogno, e nel momento la salute, avere una famiglia unita, perché la nostra forza è nella famiglia, nei bambini, quando uno ha una bella famiglia, io credo che i suoi problemi non sono tutti risolti, ma siano già a buon punto. Auguro a tutti veramente salute, dai bambini ai nostri anziani, ai nostri vecchi, e nella tavola con un po' di prodotto, un po' di formaggio, mette quell'allegria che ho detto prima, con un buon bicchiere di prosecco assieme. Allora, grazie, buon lavoro a Lorenzo Brugnera, presidente della Latteria di Soligo, e da Santa Lucia di Piave è tutto. La linea per parlare del buon bio va a Laura Ferrari.